Diamo il microfono all'associazione Aribo che organizza, che devono fare il taglio del nastro dell'11ª edizione di Estate in Piazza. Prego Michele, cosa ha detto 2025? Siamo nel 2025. Facciamo un applauso all'Aribo che hanno anche per scongiurare. Buonasera a tutti. Andiamo avanti così ci vedono meglio perché siamo anche in diretta televisiva su YouTube stasera. Quindi ringraziamo i nostri tecnici. Luca, sempre... sei pronto a tagliare il nastro, sì. Luca? Sì, benissimo. C'è anche il sindaco mi pare. Massimo Barbuiani. Cosa che è qua? Subito. Prego sindaco. Buonasera sindaco. Vi lascio, io ho il mio, quindi ve lo lascio. Buonasera a tutti, benvenuti. C'è quella cassa lì che C'è dà quella cassa lì fastidio. che è un po' altuccia. O quella dietro. La spia che La spia dietro forse. E ci mettiamo qua. Ci spostiamo un po'. Ci mettiamo qua. Dicevamo, benvenuti alla prima serata di Estate in Piazza 2025. Questa sera finalmente, dopo 2 anni di fermo forzato per maltempo, abbiamo i Buontemponi, facciamo la nostra apertura. Quindi dopo 3 anni siamo riusciti a fare l'apertura con gli amici Buontemponi. L'anno scorso Don Massimo diceva, se c'è siccità nel 2025 chiamate i Buontemponi che in piazza sicuramente. Sì, e siamo stati a rischio anche oggi, adesso ormai sì. ha detto bello fine 4 di notte. Diciamo che è una settimana che guardiamo in su e speriamo nelle prossime serate, proprio perché siamo impegnati fino a domenica con eventi abbastanza importanti e non è nella nostra finalità purtroppo a buttare via i soldi, a bruciarli causa del maltempo. Purtroppo la natura è sovrana. Manca la forbice. Tac. Abbiamo il primo cittadino insieme a noi per i saluti di diritto. Passo la parola a Massimo Barbuiani, dopodiché avremo una sorpresa per i nostri amici Buontemponi. Grazie. Grazie a tutti, sono molto contento di essere qui questa sera per iniziare questo weekend molto importante per questa grande realtà, no piccola, grande realtà che è Bottrighe. E naturalmente aprite con dei pezzi da 90 che sono i Buontemponi, che ringrazio veramente di cuore. Facciamo un bel applauso ai Buontemponi perché poi... Grazie. 4 giorni Lelu. Sì, provo, mi sentite? Bene. Prove tecniche di trasmissione. 4 giorni dove Bottrighe sarà caput mundi, va bene? Perché domani, specialmente domani, sabato e domenica, anche questa sera c'è un po' di gente, però diciamo che il grosso sarà proprio tra venerdì e sabato, ci sarà veramente una marea di gente. E questo dobbiamo dire grazie ai tantissimi volontari che continuano a investire per queste iniziative che animano la grande comunità di Bottrighe, ma non solo, perché arriveranno tantissime persone da ogni dove. Perciò un bel applauso ad Aribo, che poi... Un ringraziamento importante ai 130 sponsor che ci sostengono ogni anno. E questo è molto importante. Per avere 130 sponsor vuol dire che da lunedì prossimo già cominciano a lavorare per il prossimo anno. Però so che funziona così. Perciò io vi ringrazio, vi saluto e naturalmente domani sera sarò qui a ballare con voi e a divertirmi con voi. Grazie ancora. Grazie sindaco. Luca? Taglio del nastro. 3, 2, 1. Benvenuti. Nicola. Ricordiamo quindi domani sera, voglio tornare negli anni 80 con... 90? Hai ragione, è vero, ho sbagliato di 10 anni, vedi, comincio a perdere i colpi. Va bene anche 80, esatto.
Voglio tornare negli anni, Sono attese anni oltre 90. 6.000 persone. Sabato le musiche più belle di Zucchero con gli OIB e la tombola di 5.000 euro. Finale domenica con le risate con i nostri comici. Guardiamo in su, naturalmente, con le dita incrociate. Saremo fortunati, l'ha detto Massimo. D'accordo? Vi invitiamo, non siamo in tantissimi, però comunque l'importante è esserci, la presenza è importante e vi ringraziamo. Abbiamo una piccola sottoscrizione a premi che è quella che ci aiuta a ripartire per il prossimo anno. Abbiamo una piccola lotteria questa sera, ne faremo un'altra probabilmente domenica e con la tombola speriamo di riuscire come si dice? Allora, per fortuna, come dicevamo, con i 130 sponsor riusciamo in qualche maniera a pagare gli eventi, a coprire gli eventi. Tutto il resto è quello che ci resta con quel poco per ripartire il prossimo anno. Per tutti gli volontari che ci danno una mano, con una pizzata è la più bella cosa del mondo, siamo in compagnia, per questo facciamo un applauso a tutti quelli che ci danno una mano, perché partiamo Grazie agli sponsor. il 5 e 6 a gennaio con l'idea a buttare giù, a fare i primi passi per programmare. Dopodiché ci troviamo in questo periodo qua in 20 persone. Grazie. E poi, Grazie. e poi abbiamo dimenticato che anche una parte anche del ricavato, quello che riusciremo a dare, darà anche la scuola materna, che è il nostro cuore del paese. Perciò mettetevi a mano nel cuore e acquistate questi biglietti della lotteria. Grazie. 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 Abbiamo un presente da consegnare agli amici Bontemponi come tutti gli anni, perché da 10 anni a questa parte che aprono la nostra kermesse non ci hanno mai chiesto una lira. Un euro, giusto? A proposito di €1, ce n'ho una dopo la conto. Va benissimo. Abbiamo qualcuno che consegna delegato? Qualcuno consegna o la mettiamo in frigo? La mettiamo in frigo. Eccola qua. Agli amici Bontemponi, grazie per Facciamo la foto. la grande amicizia. Ed è veramente una bella amicizia, ve lo devo dire, perché con loro stiamo facendo delle cose importanti come la festa della Befana, che chi la Esatto. vecchia salva dai pompieri, che sta avendo un successo ogni anno. Quest'anno dobbiamo ben pubblicizzarla e fermare anche i Re Magi, perché ci hanno fatto concorrenza l'anno scorso. Bene. E dopodiché abbiamo un'esclusiva, proprio perché i Bontemponi portano in giro per l'Italia il nome del nostro paese, da un'idea di Roberto. Vai Roberto. Un'idea mia, diciamo che buonasera a tutti, intanto un applauso ai Bontemponi ancora che meritano. Allora, siccome non riesco più a dormire alla notte, per la mia età, per le magagne che ho, riesco ad avere delle idee fruttifere e abbiamo pensato, insieme agli amici Michele e Fabrizio, di farvi un regalo che penso sarà molto gradito, non solo per i Bontemponi, ma anche per tutta la comunità. Consci dell'appuntamento che avete avuto presso la scuola materna della serata d'onore, abbiamo pensato di immortalare l'inno di Bottrighe e lo abbiamo fatto in maniera molto particolare. Volevo rendervi partecipi di questa iniziativa, non è un'idea mia, cioè io ho avuto solo uno spunto, però il fautore di tutto è Michele, che lo ringrazio vivamente davanti a tutti per la sua disponibilità e soprattutto anche per le sue capacità tecniche che è riuscito a rendere diciamo materiale l'idea che io ho avuto. Prego Roberto di aprire la scatola. Abbiamo praticamente, non ha per il piedistallo, però la renderete pubblica. Sì. Allora, abbiamo praticamente inciso nell'acciaio il testo dell'inno di Bottrighe, che penso sia una risorsa del nostro paese, per la storia del nostro paese e per chi ha avuto l'idea di comporre questo. Il professor Vito Rossati e il maestro Danilo Venturi, che tra l'altro io ricordo in maniera affettuosa perché è stato il maestro del mio papà. Quindi direi di fare un applauso
perché penso che la cultura popolare, la cultura paesana sia la nostra storia vera e propria, non quella che studiamo sui libri, che è sempre una cosa piacevole, insomma una cosa giusta, però sapere quali sono le nostre origini penso che sia la cosa più bella del mondo, e siccome io vivo in questo paese ho anche avuto la fortuna, tra virgolette, di nascervi, perché non sono nato in ospedale, ho fatto molta strada perché sono nato in via Risorgimento 19, ho vissuto in via Risorgimento 12, mi sono spostato in via Risorgimento 14 e quando morirò lascio ben pensare a voi dove andrò a vivere, perché il cimitero è in via Risorgimento, quindi ho fatto molta strada e merito un applauso per tutti questi chilometri che ho fatto, insomma. Ok? Bellissima. Ora non vi disturbo più, lascio la parola al presidente dei Bontemponi. Allora, mi avete commosso e anche ho la pelle d'oca Roberto, perché Roberto, il pensiero di ti avviso questi due... ti comunico che il marciapiede sarà sistemato e asfaltato in via Risorgimento. Allora ricordiamo, dopo lo spettacolo subito andremo alla estrazione della sottoscrizione a premi, perché non è una lotteria. Abbiamo una bicicletta, abbiamo 3 settimane di villeggiatura in montagna, abbiamo una borsa della spesa offerta dalla trattoria Dalla Marga e altri premi che andremo a tirare fuori adesso. Sono 3. Sì, una, No, due, due, 3 tre. settimane separate. Separate, se no... Grazie e buon divertimento. Grazie Sindaco, grazie Aribo, ragazzi siete stati meravigliosi, un ricordo che veramente terremo nel cuore. Noi ci prepariamo per partire, ognuno prenda posto. Stasera ci manca qualcuno per le ferie, abbiamo anche 2 convalescenze, quindi speriamo stiano bene per tornare presto, perché gli appuntamenti che abbiamo sono tanti e quindi fatevi largo che stasera manchiamo in 5. Posso usarlo, dai. Sì. Dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Bontemponi e simpatica compagnia di Bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! So chi senta davanti al foglaro, a penso a chi tempi andà, stracarghi di lavoro e in giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e sta, le ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra uomini e donne, chi lavorava intanto chi se la puntava. Po' di sta, sull'ara, qualcun suonava e ballava. Divino l'ora che fosse un fiat ganzega per passarla via. Gli era lì che si scomissiava a fargli occhi dolci a qualche ragazzina. Che bei tempi, che andà. I Bontemponi!
bello, finalmente a cantemo senza piova. Che guarda che Don Massimo ne proprio spritacchi e ne chiamava in mezzo alle terre per far piovere, al manco stavolta all'enda dritta. Salutiamo qui che arrivava distante stasera, perché è gente che ha fatto anche 80 km. Salutiamo gli amici Rossano da Portogruaro, gli altri da Campodarsego. Salutiamo il coro Monte Pasubio di Rovigo, il cavalier Giorgio Ferrari, il corista. Là l'Associazione Italiana di Leucemie con la professoressa Cassetta e marito, abbiamo Lauser, abbiamo anche il nostro amico Daniele dal Bignasico che presto gli a cantare a Butrighe. Pensa se mina matto, perché ha detto per essere di buon temponi bisogna essere solmati, e infatti Daniele. E via per qua, a che sente da Portoviro, Doriano Mancin, già sindaco con il gatto e la volpe, anche i massornieri da Torino. E dopo che qualcuno mi sono smentegato qua, da Varese va. Questa strada che ha fatto per venire a vedere i buon temponi. Ma pensati, e siamo già in un mondo che si capisce più niente, perché i va a rubare dappertutto, i violenta dappertutto. Ma porco scanà, anche sta due sorelle di Butrighe, che non vi dico il nome, porca miseria, una mattina la sorella Maria, la che più, e dove le andà? Sempre insieme, le andaseva a messa, tutto insieme, zitelli, tutte e due, che più la Maria. E allora sua sorella, che non vi dico il nome, se no fa presto capire chi è, viene in piazza, va dal prete, va dai carabinieri, niente da fare, per tutta la giornata noi cattava la Maria. Alle 11:30 della sera la sente suonare il campanello, zzz, la verse la porta, la vede sua sorella sul cancello, tutta despetnà, coi vestiti mezzi rutti. Ma Maria dove andare? Dice che sono ventamata. Se te savissi, sorella. A so sta ciappata tri brutti. I m'ha violentà per 4 giorni. Come per 4 giorni? La dice che ti andava via stamattina. Ma guadagnare anche domani, passa domani. Che tempi, che tempi. Come siamo? Da qua, adesso va. Impara. Allora adesso vi facciamo una canzone che parla di una ragazza polesana, quindi delle nostre parti, che andava a lavorare per ciapparsi qualcosa, quindi andava a lavare, a stirare, però sempre tutta in tiro, sempre elegante, sempre col suo tacchetto. E allora voi e il tacchetto. La mena il culo in banda e poi la se ne va. E tu che il tacchetto a mezza gamba, e con lo stacco in banda fa tutti innamorare. E tu che il tacchetto a mezza gamba, e con lo stacco in banda fa tutti innamorare. Sì, che tempi da John Nanquo, e che più Sky dice, però i ristoranti è sempre pieni. Questo qua da Massorno sinistro, Valpica sì da Massorno, e dice col suo mogliere, ma ascolta, arriva sempre bollette alte da pagare. Chi ha sempre più buoni cavarsela fora? Ma va sull'Arsere, c'è per qualcosa. E allora Salla convinse, ma io t'ho proprio convinto. Sì, ti dai, che ormai quel che hai fatto da Suvni, adesso può droppare, droppa, fa su di skate. L'arriva su la mattina alle 6, e allora com'è l'andà? Benone lo disela, 351 euro.
351? Ma chi è che ti dà l'euro? Tutti? Che tempi, Luca! Oh, adesso si parla di mangiare. Adesso si parla di mangiare. E dopo contiamo quella sul mangiare. E allora dopo, prima cantiamo. Sì, dopo, ma... Allora, sta canzone parla di un pesce che si pesca qui del Polesine, che è buono, a fare fritto, lesso, insomma, è praticamente... Cos'è secondo Valtri? Cos'è secondo Valtri? Lungo, bravo, Oh, bravo Daniele, poi una spia. È bisatto. E allora adesso che è? Le anguille del Po. Ti voglio raccontare di un pescatore che passa la sua vita lungo il Po. Di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so. Pesca luce d'alborelle ma si salta con l'anguilla che a Milena piace tanto da morire. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le anguille del Po, le anguille del Po, le anguille del Po, e di Milena ti voglio portare quel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le anguille del Po. Milena si è stancata delle aquille, gli dice amore caro cambia un po', e pescami un'orata ed un nasello, ma lui risponde questi pesci no, questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo aquille qui sul Po dovrai mangiare. Le aquille del Po, le aquille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le aquille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le anguille del Po, le anguille del Po, le anguille del Po, e di Milena ti voglio portare quel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le anguille del Po. Questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo anguille qui sul Po dovrai mangiare. Le anguille del Po, le anguille del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le anguille del Po. Le anguille del Po, le anguille del Po, e di Milena ti voglio portare quel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le anguille del Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le anguille del Po. Le anguille del Po. Che tempi, che tempi. Adesso all'asilo mi ha messo tegnu, perché all'asilo, insomma, le parrocchiali. Adesso stasera posso sfogarmi, posso contare di tutto stasera, è vera? Sì, è d'accordo o no? Daniela, ciao. Daniela Villadose, ciao. Mi sono smettere il T, ma che anche il dottor Francesco Chiavilli, presidente provinciale dell'Avis con signora Dovelo. Eccolo là, caro dottore, ciao. Già responsabile del centro trasfusionale. Lui adesso è capo dell'Avis, nanti abbiamo la fida siamo testimoni, però importante è donare sangue, è vero? Benissimo. E allora adesso andiamo dritti a parlare della farmacia, che è una roba che ha messo in imbarazzo finché d'ora gassoli caghiamo, sa che ne una da Villa Dose anche, sì? E allora viene dentro questo qua dice, chi preservativi dice che mi dà, e tutti sbusà. E questo qui sia più cosa dire, e viene dentro uno da 84 e dice, garazon salio, perché mi se piegava tutti. E adesso?
canzone che parla di una ragazza che va a lavare in quel fosso una volta se ne andava. Ma intanto che lava, non è che casca l'anello. E ora lì Purina piange e per fortuna arriva un pescatore e che aiuta a far cattare questo anello. Sì. E dopo ella, insomma, per ringraziarlo, Ringraziarlo e la dà aria. Gli che gli dà in cambio qualcosa. È vero? Solista Mirella e Giovanni. Giovanni la Mirella e canta La La bella bella lava lava al fosso. La bella lava al fosso, La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. La bella lava al fosso per lava, sì, al fosso per lava. intanto che la lava, La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. Intanto che la lava, che casca la neve, sì, che casca la neve. e poi si mise a piangere. La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. E poi si mise a piangere l'amico pescatore, sì, l'amico pescatore. Oh bella perché piangi? La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. Oh bella perché piangi, se vuoi ti aiuterò, sì, se vuoi ti aiuterò. Un pescatore dell'onda, La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. Oh pescatore dell'onda, pescatemi la neve, sì, pescatemi la neve. e quando l'avai pescato, La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. E quando l'avrai pescato, un regalo ti farò, sì, un regalo ti farò. Andrei sulle montagne, La neve con l'altra barretta ispirata per anche il mar. andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. Andrei sulle montagne insieme a far l'amore, sì, insieme a far l'amore. Esatto, per restare in tema, questo qua va da un urologo, l'unico urologo che abbiamo in Adri, non vi dico il nome, ma già capite chi che si tratta, e dice, dottore, mi guarda per piacere i miei due gioielli. Cos'è successo? Hanno uno che è tutto blu, fammi vedere. Dice, qua bisogna tagliarlo via. Come bisogna tagliarlo via? Sì, perché dice, l'infezione la passa su l'altro e diventa blu anche quello. No, dottore, ma se devo scherzare. Bisogna tagliarlo, dice, se sino al passa, e allora gli taglia. Dopo 20 giorni va il controllo. Dottore, dice, ha so blu anche su l'altro. Oh, signore, l'ho detto che l'infezione l'attaccava già a passare. Bisogna tagliare anche quello. Canal, dice, ma siamo, ma resta, già le uso famiglie piccoline, dice, e poi anche senza le rodi, poi ti può pensare, niente, taglia, dopo 20 giorni va il controllo, e guarda, dottore, dice, blu anche lui, dice, niente, l'infezione che le devo camminare, bisogna tagliare via tutto, cosa, dice, è l'unico cavallo di battaglia, Carol, dice, bisogna tagliare. Taglia e s'affegna adesso, mettiamo su una protesi, dice che le buone protesi, guarda, solo col pensiero adesso le funziona, beh no, dopo 20 giorni va e allora come indegna, anche la protesi le blu, cosa dice? Ma so che cavardo te sempre che le braghe, chi jeans, ecco coschigliera, dice il jeans che perde il colore, porco scanà. Adesso facciamo una canzone di una volta che vedemmo era un ragazzo che si incantona con la sua ragazza. Sì. E lui voleva toccare, e gli dice però non stai a dire a tuo papà, e gli dice ma ascolta, ma sei tomato che mi va a dire a mio papà che te mi tocchi. E allora adesso vediamo questi due ragazzi qua, cosa chi combina. Se te tocco.
sintomato che vive, dica il mio papà, sintomato che vive, dica il mio papà, che contento al sole sta in cantona. Maurizio, ti è piccolo ma ti è un bel sporchesso, sa? Salutiamo Daniela Borgato da Villa Dose, te vieni ancora a salutare, no? Anche prima, Vito, la Teresina. Salutiamo la Grazia Carlini, dov'è la figlia di Rinaldon? Sergio, guarda che sorpresa, tua moglie che ti ha fatto con i Tom Woody, tuo cousin, da Milano, le news apposta. Al bel Sergio, a Savì sta in Corbla, ma è un frarese, a Savì che i fraresi... sì, alla conte anche a chi sì? Perché il suo amico dice, oh, Sergio mi ha un gatto, che alla mattina dà la fetta di mortadella, e dice, con l'ungia la cava il pever, la mangia il grasso, no, la mangia mina il grasso, la mangia la carne. L'altro suo amico, dice, mi ha un gatto intelligente, che alla mattina dà una fetta di salam, e dice, con l'ungia cava il pever, il grasso, e mangia la carne. Salta su, nonno Sergio, sa nipoti, ascolta cosa che fa. Mi dice che un gatto intelligente, ma lei è un gatto xica, ma intelligentissimo, alla mattina dago il caffè latte, beve il latte e la sali il caffè. Sergio. A proposito dei frarisi, anche gli americani, adesso chi è venuto qui in Italia, vede che il matrimonio era là in piazza con un veneziano che scattava da dire perché un altro in America questo e lui, un altro a Venezia questo. Noi il Disney America con la plastica abbiamo fatto il cuore e abbiamo salvato le vite a tante persone. Anti quanta che no, n'altri di una vita che abbiamo il fegato con le azioni e non mai tirato. Adesso abbiamo questa canzone che le dedica a sti uomini che mai contenti. Mai contenti. Allora, la bionda che va bene, la mora, niente, insomma, gli mai contenti. Quella sota. Quella sota. Allora abbiamo la bionda e la mora. La donna bionda non la voglio, no. La donna bionda non la voglio, no. Perché agli occhi da vagabonda, la donna bionda non la voglio, no. Perché agli occhi da vagabonda, la donna bionda non la voglio, no. La donna mora non la voglio, no. La donna mora non la voglio, no. Perché agli occhi da traditora, la donna mora non la voglio, no. Perché agli occhi da traditora, la donna mora non la voglio, no. La donna bella non la voglio, no. La donna bella non la voglio, no. Perché agli occhi da Gammonella, la donna bella non la voglio, no. Perché agli occhi da Gammonella, la donna bella non la voglio, no. Brutta! Storpla! Rimberlà! La donna brutta non la voglio, no. La donna brutta non la voglio, no. Perché ti lascia la bocca asciutta, la donna brutta non la voglio, no. Perché ti lascia la bocca asciutta, la donna brutta non la voglio, no. La
E salutiamo Giuliano e Graziella di Beinasco, Torino, Beppi e la Palmira. Pensa che va in giro a fare i polesani in divisa portando il pan biscotto polesano. Salutiamo anche gli amici dalla signora Elena Padovana. Dov'è la signora del prima? Eccola lì, perché i Ciarinti oggi. Salutiamo Antonio Doria. Dov'è l'Antonio Doria? Storica figura della Fidas polesana. Potremmo mica sempre parlare dell'Avis, perché sennò chi dividiamo le donazioni fia per tutti. Oh, adesso parlavino prima de skei che spendemo, telefonate che ricevemo perché questi vuole proporne questo, st'altro, ma chi è che deve altri che accetta de comprare per telefono qualcosa? Che è qualcuno? Perché mi meraviglio chi venda tutte ste robe, chiama tutti i giorni. Questo qua invece le andà in campagna e dice: signora, 85 anni, la era sentata da sola in casa, a suo rappresentante del folletto, e anche a lui per vendere, no? Signora, dice a che faccio una dimostrazione gratuita in casa delle pulizie. Va bene, dice. Allora il va, installa 4 secce de boasse e le butta sul soggiorno. Signora, la guarda che se in 10 minuti è che ne domina tutto, quel che avanza al magno me. E sta vicina, la guarda, e che da avere anche tanta fame, perché chi in campagna che neanche la corrente. Quanta gente che è che se fa i corni, vediamo, fa finta bene adesso da Butrighe che vi conosco. Quanta gente se fa i corni? Guarda, tutti santi qua. Nessuno si è mai fatto i corni. Ma sì, perché i famina male d'altra parte, le robe che fa solo benessere. Pensa che era una, che aveva suo marito camionista, sapevi che i camionisti i gira sempre, e via a casa al Venere, solito. Ma no, che via a casa al Zobia. E va in casa. E fa, s'ha fatto tutta nuda. E Tiglia dice, s'ha fatto che tieni in casa prima. Mi dice, ho finito di lavorare, e ti che tieni nuda. Hago caldo, ma sa siamo in gennaio. E insomma, possiamo avere che caldo, che sta la stua attaccata adesso. Dov'è lo clomo? A negare su uomo chi? Dov'è lo clomo? Nega nessun uomo, va a vedere qua, va a vedere là, e il verso in armadio, e il catto a un uomo nudo dentro. E ti chiedo, e dice mia, so quello della disinfestazione delle tarme. Bara, ne hanno fatto ora dentro, ma mangia tutti i vestiti. Io lo vedi. Allora, visto che parliamo dei corni, sta canzone qua ha una bellissima strofa, vero? Che a Nanti ne piace tanto, vero? Sì, ne piace. Allora, la finisce dicendo che se tutti i becchi gli avesse il lampione, ragazzi in giro, a che saria una gran illuminazione. Allora, una volta Ghera. Frankie
già visto che siamo in tema, che parlavano di quelle robe, questo qua va dal dottore, e gli dice, dottore, gli dice che ho un problema, gli dice. Che è successo? E gli dice che ho un gioiello, gli dice tanto grande, e gli dice ma tanto grande? Sarà, sì, dice che quando cavavo con le donne, chi lo vede, e gli dice le smette a ridere, so più buon far niente, Dedù, questo qua è una roba esagerata, fammi vedere, gli dice guarda. Guarda che se mette a me a ridere, ma io sono un professionista, gli dice guarda. Ecco, dice, e Seva che smetteva a ridere anche a lui e pensare che avevo mostrato quello più piccolo. Allora adesso tocca a te, a volte che mi arriva il cervello ormai, te vedi, tocca a te, tocca a me, tocca a lui, in bocca al can. La nostra ultima incisione, che si intitola Mi ricordo, la porta una canzone che il nostro maestro Sergio Salmi l'ha fatto un mix di due canzoni famose perché volevamo sentirvi cantare tutti. Una l'è Come porti i capelli e l'altra l'è La Marianna. Prego maestro. Come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda, tu li porti come l'onda, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mar, ci stai cami che fumano, in mezzo al mar, ci stai cami che fumano, in mezzo al mar, ci stai cami che fumano, saranno le mie belle che si consumano, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella cittadina, tu li porti alla mattina, tu li porti alla mattina, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella cittadina, tu li porti alla mattina per andare a passeggiare. In mezzo al mar ci stai cami che fumano, in mezzo al mar ci stai cami che fumano, in mezzo al mar ci stai cami che fumano, saranno le mie belle che si consumano, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda, tu li porti come l'onda, come porti i capelli bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mar ci stai cami che fumano, in mezzo al mar ci stai cami che fumano, in mezzo al mar ci stai cami che fumano, saranno le mie belle che si consumano.
L'è una canzone, Sergio, che a Radio Sorrisi l'ha messa su una volta, gli ha messo su solo questa per un'ora, la fineva più. E pensa questo qua se compra le scarpe nuove, si è 100 euro di scarpe, e va in casa, nessun guarda. E va là, nessun guarda, e allora va in bagno e scava tutto nudo. E va fuori con le scarpe intorno, e nessun guarda. Papà dice, il piccolo, cos'è quel lì? Quel skill dice, lei la freccia che indica le scarpe nuove, la fa sua moglie, a te potevi mina torte un cappello nuovo? Cos'è che è questa, no? E questa qua, Roberto, sa detto? Sì, questa. Allora sì. questa qua. Vedremo questa qua, cosa che fa. Questa qua è tutto un alfabeto. Tutto un alfabeto, la che combina, la va di qua, la va di là. La si dà un sacco di aria, però, vero? Sì. E la potremmo darsi tanti aria, perché guarda che manca, sa che manca? Tutto l'alfabeto. Tutto che manca. Tutto, Si dà solo tante arie e basta. Sì. Allora cosa facciamo? Alla fine sentire. Alla fine dobbiamo sentire. Solisti, Allora, solisti. Ferdinando e la Lorella con la BC. Se la vedessi con la spasso, Gigito abbraccio, se la vedessi con la spasso, Gigito abbraccio come la bambò. E la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, e la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la messa, così ben messa, se la vedessi con la messa, così ben messa come la bambò. E la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, e la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la Valcanti, con tutti quanti, se la vedessi con la Valcanti, con tutti quanti, come la bambò. E la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, e la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, innamorarmi fa. Se la vedessi con la Valetto, oh che bel petto, se la vedessi con la Valetto, oh che bel petto, come la bambò. E la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, e la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, innamorarmi fa. Le vela camacalagi, la bella bionda, e la bici, le vela camacalagi, la bella bionda, innamorarmi fa.
chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Salutiamo a proposito dei maestri il maestro Giuliano Trevisan, dov'è lui? Chi mi ha detto dov'è lui? Al Vedomina? Eccolo qua, salutiamo il maestro che ci dà tante mani, ci sistema gli spartiti, li ascoltarne, li insegna a cantare e insieme alla maestra Alessia Leccioli, guarda, gli due portenti, due pilastri dei Bontemponi. Grazie, grazie ancora a Giuliano Trevisan e Alessia Leccioli. Oh, adesso a me viene in mente che la storia è chi? Da contare. Mi ha detto conta, dopo a me svergognerò. Andrò a confessarmi, speriamo che sia mia Don Massimo che mi sente. Esatto, adesso cerca tutti donne prosperose, e questa qui 35 anni la aveva poco, la era buona a maridarsi. E allora la fa la sua amica, ma va a Villa Margherita Abano, chi fa di impianti, le fa delle robe, la dice, con pochi schei, anche, dipende dalla tua scarsella. E allora la va, dice, senta, ma manda la mia amica. Signora, dice, un bel seno alla Brigitte Nielsen, 35.000 euro. No, professore, mia lavoro in laboratorio, più che arriva a 500 euro. Allora, signora, con 700 un impianto a pompa. Cosa sarebbe? Sarebbe da installare delle pompette qua e di gonfiare e tenerle sempre per farla curta. La scatta il moroso. Esa la porta in albergo. 35 stelle solo l'albergo. Allora dice là, com'è che faccio adesso? Le sente in netto, cara, vado in bagno. Beh, non, la dice, allora la si mette d'impegno. Ma no, che col gombio le ciappe in coste, le medicine, il bicchiere d'acqua, la basura, la sbalta tutto, e lui sente, e viene fuori dal bagno, e vede là, Villa Margherita Abano, tutta rossa dalla vergogna. Ma come fa tutti a sapere di Villa Margherita? Perché dice, anche a me Villa Margherita. A te calava ben quei prezzi però, eh? Sì. Andiamo con altro con 700 euro. E a pompa e ve lo fa? No? Ma prima ti accontavi 30.000 euro, 40.000 euro. Ho detto 35. Quella manco arrivava a 3.500 stasera. Ma che lingua che le gaste donne le sa tutto l'ore. Savolimo, andiamo canante l'ora, eh? Buono, le fa il pelo con a tutto. 700 euro andiamo canante, vero Sì, che andiamo canante? Sì. Oh, cantare baselette? Sì, ok. vai avanti. Beh, allora adesso, a una canzone. Di sti due A qua. Sara 20 anni che non la fasivino, l'abbiamo rimessa a posto. Sti due qua, va a ballare? Per sempre però, ascolta. Ma la si mette scarpette nere, di veludo, ma quelle rosse, e la gonna tutta E trasparente. diceva a tutti, guarda che fiuba che la gara. Sì, una fiuba con perché fiubo. si andava a Trento una volta col Vovu per andare a ballare. Sì, Vi ricordate? boh, mi no. Se pagava con Vovu? Chi è che si ricorda? Signora Ela, no? No, ma no. Ela Lesovna? Ma anche in altri ci ricordiamo, un altri. Sì, perché in Canalino- una in contà. una contà. Allora, Come come la balla ben. Quella lì,
Papà, appena finito le scuole, papà, fa il più grande, mi sono laureato, dice, mi ho comprato la macchina. Ma quale macchina? Con tutte le spese che abbiamo per la campagna, a che sta la sisara, la tempesta, la rovina tutto, a piede va con tua mamma. L'altro gli dice, papà, adesso che sono diventato perito, metto un scooter. Ma qua è scooter con tutte le spese che abbiamo, ma sta tiento bauca, chi in campagna che è sempre il motore da comprare, gli ha spaccato tutto, ma signor Benedetto a piedi con tuo fratello e tua mamma. E più piccolo dice, papà, ho finito la terza media, metto una bicicletta. Ma quale bicicletta? Dice che abbiamo molto di spese con la campagna, con tutto, voli tutti i mezzi da un po' a piedi come tuo fratello e tua mamma. Vabbè, e va in clara sto ragazzolo. E vede il gallo, sora dalla gallina, e va vicino. Pum! Dice, a piedi, anche a te, perché chi va tutti a piedi? Vabbè, adesso... Oh, questa qua è una roba tosta. È una buona importante questa qua. Voto presentarla a te? Sì, Dai. ho voluto presentarla a te. E presentiamo insieme. Va bene. Ok. Diceva che sta canzone che senti adesso, quando che sarà più buon temponi, da chi do 300 anni, Sì. la Chi sarà canterà? è una canzone che dirà, è una canzone d'epoca. Sì, Perché adesso le sta appena scritta e Sì, quindi sì. innanzi diciamo cantiamo le canzoni una volta, scriviamo quelle una volta. Ma questa qui avrà un'altra 300 anni perché ma possa questa qui è una dirlo. bella storia però. Sì, Sto ragazzo qua che s'appuntala, diventa un s'appuntala. uomo e si mette lì a pensare alla sua vita quando era giovane e quando che sa catale amorosa. E gli era sentata davanti al camino? Davanti al camino, sì, perché D'inverno? sì, d'inverno, sì, e Pensavi? pensava alla sua donna, alla sua bella vita. I primi vasi con le ragazzine? Anche qui, sì. E dopo Vito diventa vecchio e pensa alla sua vecchiaia. Non è che aveva sempre in mente che è scritto, eh? La scritta che parla di questo. Guarda che le gana linguassa, queste donne qui di Drio. Guarda, non con le recebi, una le piccola ma la lingua lunga, questa l'è messa via ma anche questa si E difende. allora insomma sta canzone l'ha scritta la nostra solista Lorella, Sì. la musica l'ha messa il nostro maestro Sergio. Salmi e si intitola A me ricordo, è il titolo del nostro ultimo CD. A me ricordo quando Cagliera Ticuli andava in campagna in giro con Giuppì e pare che chiamava per farmi lavorare, ma via che scappava per andare a giocare. A me ricordo quando Cagliera ragazzi andava amorosa a toccare con Masuri e la me guardava davanti al balcosì e via che mandava con la mano per così. Gira di qua, gira di là, la mia storia l'ho contata. Gira di qua, gira di là, tanto tempo è passato. Gira di qua, gira di là, la mia storia resta qua. Gira di qua, gira di là, lei è la storia fortunata. A me ricordo quando Cagliera già fiorì, andava a saltare insieme a me così. Adesso che sono vecchio, saltare non so più, ma vivo rimpiangendo la mia bella gioventù. La vita nasce strana, ma strana per d'amore, a chi nasce dritto e chi dopo col bastone. L'intera mia vita sono stanca fortunata, ma dopo una donna bella che la so sposata. Gira di qua, gira di là, la mia storia l'ho contata. Gira di qua, gira di là, tanto tempo è passato. Gira di qua, gira di là, la mia storia resta qua. Gira di qua, gira di là, lei è la storia fortunata. A me ricordo, se dopo volì portarvi a casa le nostre canzoni, basta che vi avvicinai al palco, che è l'ultimo disco che appunto si intitola A me ricordo. Oh, adesso, sì, caro, sì, pensa che quella
le andà anche a lui in farmacia. Sì. E la catastro? Adesso facciamo una canzone di un vecchio. Di un vecchio, Sempre sì. dei vecchi si parla chi di Montepone su Mina. E l'ha No, scritto perché uno. senti, che devo sapere che mia sono una ragazzina, mia sono una ragazzina, e qua i miei compagni qua, i voi che sposa un vecchio, sta canzone qua, i voi che sposa un vecchio. E saria mi, perché Che sarissi tutte le ti? volte il vecchio bisogna che fa mi. Che te sarissi ti, cosa ha detto? So che dica. Cantiamo? E poi anche senza denti, sì. Senza denti, sì, senza denti. Perché E dopo- a una certa età funziona la lingua e il Dio veretto. E ti è un vecchio sporcaccione, ecco cosa ti è. Ma io dico tutti i vecchi. Vecchio- Sì. Allora, tutti insieme? I volca me marito. marida. I volca me marida. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Chi vuol che me marita è morosino che no, è morosino che no. I volca toga un vecchio. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Chi vuol che toga un vecchio, le vecchio in mano na, e le vecchio in mano na. La sera col vainetto. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. La sera col vainetto, scusate qua di là, e scusate qua di là. Dal ciappo per nareccia. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Al ciappo per la reccia, Mario voltate qua, e Mario voltate qua. Mi son povero vecchio. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Mi son povero vecchio, mi voglio riposare, e mi voglio riposare. Tu vivi torna vecchia, Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Tu vivi torna vecchia, e nella vostra età, e nella vostra età. tu tosta giovinetta, Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Non tocca giovinetta per farla consumare, e per farla consumare. Mi sono giovinetta. Con le gambe in su, con la testa in su, con le braghe in mano. Mi sono una giovinetta, ne voglio divertire, e ne voglio divertire. Però per essere vecchiotto, T'ho detto mi Raga. bella. A te, Diciamo al telefono. Oh, ti abbiamo beh, fatto perdere tutte le medaglie qua, guarda qua. Sì. Va. Ok, le devo medaglie. fare la sovnota e per forza perdi tutto. Canaglia. A proposito, mi viene in mente questa qua, beh. È successo alla COP, pensati. Proprio alla COP, non so perché. Italia un ragazzino giovane da mettere in macelleria. E che aveva poca esperienza. Arriva un signore e dice vorrei un pollo polacco. E questo ragazzino gli toglie un polastro e lo dà. E lui con un deo lo mette in tel dedrio. E il nasa? No, il dice questo qua è un pollo francese. Che da indrio cambia polastro. Sto ragazzino lo dà e lui cambia deo. No, il dice questo qui è un pollo spagnolo. Da indrio il polastro, cambia polastro ancora. Un altro deo, sempre per dedrio. No, il dice questo qua è un pollo cecoslovacco. E senta, il dice sto ragazzino. Mi le poco che lavoro alla COP, il dice, e che faccio il macellaio. E sono un trovatello. Voglio dirmi per piacere da Docavegno. Allora, questa qua è una canzone che se incorsemo portandola in giro, che la tocca il cuore, perché la parla di amicizia, amici miei. E in altri di amici
in 60 anni del gruppo ne abbiamo fatti tanti i continua a tenerne drio e ne dimostra di volerne bene. È bella l'amicizia, è bella veramente, e di questo siamo veramente orgogliosi. Abbiamo fatto la nostra storia, siamo di fare, speriamo di avere la forza di continuare, tante iniziative belle. A serata d'onore il 28 giugno al nostro asilo è stata una serata meravigliosa, non solo di solidarietà ma anche di riconoscenza, di belle amicizie, perché qui vino 10 rappresentanze dei comuni, tra sindaci, assessori, 2 assessori regionali, un senatore, medici tanto importanti, un scienziato dell'ictus, sclerosi multipla, l'oncologa Gusella, insomma queste sono le robe belle veramente che ne dà tanta soddisfazione. E quindi grazie per Nantri e per Valtri tutti, amici miei. Quando ti prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola detta ad un amico che è un po' giù, fare un sorriso che in alto vola, torna la vita, di nuovo si va su. Amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Questi sono gli amici miei. Amici miei, i grobava sempre i piri al prete de Panarela, chi è lo mai bisogna calcata il disendassire se sconde de drio e vede uno che va su e strappa su e lui il prete va per de drio. Già, che le ciappa per chi? Chi è to? Chi è to? Chi è
detto Tony è il muto. Se riesce a parlare, so. Oh, adesso? Sì, bisogna che ti aspetti un attimo, abbiamo detto. Ti spiego sempre. E ti è maestra Ma anche. no, voglio che fai adesso. La voglio subito che il vaga, che somminami. Voglio Allora, il tempo. sì. Allora, sta qui è una canzone di una, cioè no, di lui, che è stato lui stesso si ben che era una gamba Il primo sono proprio me. con la gamba di legno, con il noccio che va da una parte. Però questo dimostra Che alla fine l'amore vince sempre. non la confini. Non è cieco, No, l'amore no. no. Le orbo. Le orbo volte. Allora, Come se fa? Yet chi bella sutina. Una gamba fatta di legno e quell'altra di legno l'è fatta sotto un piede la canna patata, ogni passo un inchino la fa. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Laga un occhio che guarda levante e anche l'altro che guarda ponente. Quando la vede un po' cadescente, tutto il mondo che parte vedere. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Laga un naso de pero codogno, pien de bruschi de vermi di frighi, che nasce perfino dei figli, qualche neppola e qualche melon. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. La gana bocca che parla bottega come quella che vende il carbone. La gado denti che pare do seghe, tutti mal segna cuno de bon. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Laga d'orecchie che pare dovele e dovele con barca e timone. Quando tira un poco di vento, la ti impianta un grande bastone. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Laga i cavi che battaglia delle, tutti rissi che fa spareselle, che nasce perfino le par croste de pan brustola. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. La gado tetica parlo sacchette, do sacchette poi in aleva. Laga un culo che pare un tamburo cilindro e pistone. Come se fa, quando la vedo mi resto incantata. Come se fa, lei è proprio quella che m'ha innamorata. E adesso come se fa, i va a farsi seno, fa tutto. È un chirurgo famoso
che si presenta uno perché faceva di rifacimenti mina da poco e senta la dice mi vorrei rifarmi la patatina. Signora dice me la fa vedere? No signora no, che niente da fare, chi ha che niente da rifare, però volendo si potrebbe impiantare una roba nuova, dice un impianto, mettere su una reccia de vacca, sì va la che somiglia, la che il suo pelosetto, manutenzione poca, esatto, la decide e fa sto impianto, la va a ballare, la cata uno un fia imbriaco, esatto, fa amicizia, e la porta a casa, gli va in camera da letto e scava su e lui. Mi dice, hanno visto dei bionde, dei more, anche dei rossi, ma addirittura una che è il cartlin del consorzio agrario Tacà, le ha mai vista. Allora adesso questa canzone qua che parla cantata dalla nostra solista Mirella, che adesso la va giù per il pubblico, li devo arrivare, state attenti anche arriva. Perché la parla del suo moro che nonostante tutto, nonostante quello che fa, perché se sentirei cosa che fa sto moro, è sempre so bel moro. Allora adesso fermo, aspetta un fia perché è un guasto. Che è un problema tecnico, il bello della diretta. Le quali mi incontro un'altra. Sì, accontavino prima stasera a dire Roberto che sporco che diventa. Beh, mi sfogo perché visto che ho dovuto tenermi poco fa adesso. Beh, insomma, il va a mangiare in sto ristorante. Prego, signore di primo, un attimo, il ciappa la forchetta, il tacca nasalla, tagliatelle con i funghi di sottobosco. Cappelletti in brodo, risotto alla pescatora, pasta e fagioli, quello dice. C'è il cameriere, e va in cucina. Ma che uno là che il naso alle forchette sa tutti i nostri piatti. Ti ne sta preoccuparti che ha mucho da lavorare, porta che quel che vuole. Signore di secondo, un attimo, c'è per l'altra forchetta, il naso. Coniglio al forno. Sublette di taglia a porta. Arrosto di maiale, quello dice. Cioè dice, ma sa tutti i nostri secondi? Porco scana, dice. Ma ti ne sta a preoccuparti che adesso è l'ora del dolce. Gina la lavapiatti, ciappa scuglierin e mettilo in tel dedrio. Ma la dice proprio, insomma, che ha paura di perdere il lavoro, e sa la prova, lo porta. Signore di dessert, un attimo. Ma la Gina lavora ancora chi? Allora un classico dei Bontemponi con la voce solista di Mirella, El Memoro.
E adesso naturalmente avevamo una canzone che parla di un strumento che fa girare il mondo. È la canzone più importante degli altri Bontemponi, perché veramente chi è che pensava mai che nel 2014 la diventasse la canzone più richiesta di tutto il Triveneto degli ascoltatori di Radio Sorriso. Addirittura Rai 1 con la trasmissione L'Eredità andava a chiamare per sapere gli strumenti che addroppemo, e la risposta giusta gli era Sbrega Burassi, perché è una canzone accompagnata da strumenti che vedi. Qual è lo strumento invece che fa girare il mondo? La barbaiola a Bottrighe, a Paposse la bzabza, a Adria la zisampola, a Porto Tolle gnocca, a Firenze cicala e a Torino Iolanda. Sì, poco di Savoia. A proposito, per il Marcà, proprio chi a Butrigo, ieri era una donna con una gallina sia. E qua vi sia uno e gli dice: signora, me la dà per 50 euro, saccato chi camtiene la gallina? E allora, visto che parliamo del strumento che fa girare il mondo, per tutti gli altri, la Filomena! La Filomena. Oh, adesso che è una canzone seria, perché si avviciniamo all'estrazione da lotteria fra poco. Sta canzone qua che la considero un monumento polesano, perché veramente è una roba grande. Le sta raccolta nel 1986 a Popozzi da due etnografi locali, la professoressa Chiara Crepaldi e il professor Paolo Rigoni. Sta signora di 86 anni la cantava a sua nonna, e lei una nina nanna tutta speciale, però avla lasso
spiegare dall'interprete di questa canzone, Loretta. Era sera d'inverno, as faceva filò. La povera gente di campagna, dopo tante fadighe in ti campi, la scattava in stalla, l'unico posto un fiammanco freddo caghiera, perché scaldà del fiat delle bestie. Così, uomini e donne insieme, li lavorava da nuovo, chi a rammendare, chi a aiutare a attrezzi di lavoro, ascoltava novità e storie, si intonavano qualche canzone, si giocava a carte, si raccontava le foglie putei prima della buonanotte. A me ricordo, che era menona, che i più piccinini, chi ne voleva indormessarsi, la che cantava sta canzone. Nina, 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 beve un sunin e contente la mamma, e contente la mamma, il papà ancora, e contente la mamma e il papà ancora, beve un sunin che le quasi ora, e che le quasi ora di dormire, e che le quasi ora di dormire, beve un sunin, no, non ve lo più dire. Cavallerin dalle tante cavallerin dalle tante cavalle venite alla mia riva a beverare, venite alla mia riva che le fonda, venite alla mia riva che le fonda, che il tuo cavallo più bel non tocchi l'onda. Sa fossemi il paron del paradiso, sa fossemi paron del paradiso, neanche nave vorrei alloggiare delle belle putele, vorrei alloggiare delle belle putele, le donne marida delle più belle. Nina, 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 fede un sunin e
Nina, voce solista di Loretta, ninatrice Luciana Bolognese. E adesso arrivo in mezzo a Valtri perché è sabato di solito, ma stasera l'esobia, arriva la posta, vediamo chi che arriva la posta. Chi è che tocca la posta? Dove va a finire sta posta? Chi è che tocca la posta? Mamma mia, chi è che tocca la posta? La posta sta signora qua. Una fotografia di me nudo. La cartolina del nostro gruppo, dopo per chi che la vuole a Glemo, però adesso prima dell'ultima canzone. E che canzone contegna per ultima? Vediamo se indovina. Sì, che voleva. Però prima di questo, dov'è la mia colomba qua? È il solito saluto che ho scritto tanti anni fa per il mio cassetto e dopo i nostri musicisti che hanno messo la musica, l'abbiamo anche inciso. Menona, qui che la conosceva, l'Armansia, la me contava che quando una famiglia l'andaseva via dal Canareo, tutti quanti l'andaseva via per cercare fortuna con la valigia di cartone, e si gava perché diceva è partì una buona famiglia, è partita la buona gente. E allora in ricordo di questo ho scritto sto pensiero per i nostri vecchi che ha patito fame, tribolazione e guerre, però forse si voleva più bene di adesso. Per tutti gli altri sto saluto prima del nostro inno. Prego, maestro. Notte cristiana, per stasera basta, e se Dio vuole ascatteremo domani. Notte cristiana, quando che la sera importava in netto a brassacolo, con paro de storielle e col segno della croce che me mare l'han faceva con la punta del nissole. Notte cristiana adesso che segniamo più buoni salutarsi e alle messo in tal canton a fin filò con la televisione, che dopo averne immatunì la testa de storie e de gente, anche la saluta, ma gli arente non che neanche il can, che il vedaga la man e che il vediga notte cristiana. Grazie Bottrighe, buona festa, estate in piazza. Alla chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Luca, la nostra mascotte. Mattia, il nostro più giovane. Mirella, la nostra direttrice. E naturalmente i nostri tecnici Andrea Leccioli e Nicola Donà. Salutiamo chi ci sta guardando in televisione su YouTube anche da Molveno in diretta, domani potete vedere la replica. E adesso tutti insieme i Bontemponi per tutti voi. È il paese del nostro cuore.
Grazie! Vi ricordo, saremo al Lido di Rosolina Mare sabato 9 agosto, domenica 10 agosto a Mazzorno Destro e giovedì, mi pare, 14 agosto a Rosolina città in centro. E lasciamo la parola all'Aribo per la lotteria e dopo tutti in netto in osteria. Grazie! Volete i CD? Avvicinatevi al palco con le nostre ragazze.